il Papa non è ancora venuto nel Veneto, deve fare una visita nel Veneto. L'augurio di vedere presto Papa Francesco nella nostra regione è stato lanciato ieri direttamente dal segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Vicentino di Schiavone, il cardinale non ha nascosto certo la speranza di poter vedere un terzo pontefice passare dalle parti della nostra regione, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che per anni scelsero il Cadore per le loro vacanze. Un sogno, quello di Papa Francesco in Veneto, condiviso anche dal governatore Luca Zaia, che anzi lancia al pontefice un invito ben preciso. Ho sollevato il tema di un invito per il Papa, ne ho parlato al raduno degli emigranti in Consiglio, anche proponendo per il Papa la possibilità di avere il Papa qui direttamente per la chiusura delle grandi celebrazioni sulla Grande Guerra, magari pensando ad un grande evento a Cimagrappa, questa poteva essere un'idea. Stiamo lavorando, comunque il Papa è sempre ben accetto e sarebbe un ospite d'eccezione anche rispetto a quelle vacanze del Papa che noi conoscevamo qui e con gli altri papi.